Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati nella nostra Sibille Interattive gratuita. Che ore sono, Capalotto? Le 18:30, in effetti abbiamo cambiato fuso. Siamo orario. fusi e quindi abbiamo dovuto cambiare fuso, no? Ci siamo No, un è po' che questa fusi. sera ho ritualistica, quindi mi occorre poi tempo per prepararmi, ma pur di non lasciarvi da soli. Io invece ho un risotto ai gamberetti e una linguine alle zucchine, no? Lei è ritualistica e io sto... Esatto, Lei quindi cucina in un modo, io cucino in un altro. cuciniamo Cuciniamo tutti e con due metodi qualcosa. diversi. Vabbè, Beh, si fa quel che si può. scherzi a Sono col parte. Garfield, siamo in 3 oggi, c'è anche lui il Lui Garfield. odia i lunedì, Oggi io è lunedì, è martedì, noi quindi. martedì, vabbè, siamo in un fuso diverso. Bene, cari amici, siamo qui. Voi sapete che se volete fare delle domande dovete chiamare 112. 118. Ah, 118. No, è per i casi disperati. Ah, i casi disperati, vabbè, no, a parte gli scherzi, nome, data di nascita, codice fiscale, solite cose, impronta digitale, iride, insomma, un po' quelle cose lì. Sì, DNA, stringa Comunque genetica. la Hilde mi ha scritto col pennarello nero sulla dentiera Quindi perché siamo a siamo posto, andati non al la perde mare, più. ho sorriso, è arrivata l'onda, ma avevamo scritto sulla dentiera. Quando sono sceso, tra le altre dentiere, ho trovato subito la mia. Ecco, quindi usate il metodo del pennarello nero. Nero, se avete la Allora, dentiera buonasera, buonasera. però attenzione perché noi senza purtroppo la vostra autorizzazione a StreamYard per pubblicare i commenti di Facebook, purtroppo non leggiamo chi siete, quindi non riusciamo a rispondere ai vostri saluti. È importante quindi che prima di entrare nella diretta facciate questo semplicissimo passaggio che adesso Infatti, vi descrivo. vedi che una nostra amicizia. Sì, falla questa vedere. Paola c'è, Paola però non si leggono i commenti, strano, deve essere successo qualcosa tramite Facebook. Ma allora, veniamo a noi. Vi spiego subito, cari amici del gruppo Facebook, come autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Questo vi permetterà chiaramente di porre una domanda, di ricevere una risposta. Molto semplicemente, prima di entrare nella finestra della diretta, quindi quando siete sul gruppo, dove trovate appunto il post che parla della diretta, in alto troverete questo link scritto in azzurro, www.streamyard.com, la barretta inclinata /Facebook. Cliccando lì si apre una pagina dove vi chiede ancora una autorizzazione, quindi una conferma di autorizzazione. Una volta che avrete cliccato lì potrete chiudere questa finestra che si è aperta proprio per autorizzare StreamYard, tornare nel post dove è annunciata la diretta e quindi entrare nella diretta. A questo punto, quindi pochi semplici passaggi che non occorrerà ripetere nel tempo. Fatto questo, poi successivamente le dirette successive, quindi dei prossimi martedì, automaticamente comparirà il vostro nome. Esatto. Quindi semplice, veloce e non da ripetere. Quindi, indolore. Esatto, indolore. Allora, intanto vedo che cominciano a partecipare delle persone che scrivono, quindi ciao, anche Testa di Rapa, che è simpaticissimo nome su YouTube. Buonasera anche Simona, buonasera a Tina. Bene, vi ringrazio intanto di aver scelto di passare del tempo con noi. Ovviamente la diretta durerà circa una mezz'ora. Durante questa mezz'ora, io mi dovrò assentare perché c'ho il rito della cucina. Sì. Durante questa mezz'ora, oltre al classico pippone della Hilde, avrete la possibilità di ricevere una risposta gratuita. Quindi come porre la domanda. Ecco, ad esempio, ciao, ecco, brava, bravissima, Heidi, ciao anche a te. Quindi lei ha autorizzato StreamYard, ma torniamo a quello che vi stavo dicendo riguardo al come porre la domanda. È necessario che mettiate intanto il vostro nome e la vostra data di nascita. Se per esempio l'argomento che scegliete riguarda l'amore, date indicazioni, se siete single, se state frequentando qualcuno, se siete ai primi appuntamenti, se state insieme da anni, se state insieme ma sospettate che lui abbia un'altra situazione, se state insieme e sapete che lui ha un'altra situazione.
Quindi mettete questi dettagli e soprattutto se la domanda riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita della persona. È importantissimo la scia energetica perché evitiamo di agganciarci a altri partecipanti della diretta o omonimi, quindi è importante questo. Ovviamente lettere puntate, segni zodiacali non vanno bene, non ci aiutano nel darvi una risposta e quindi vi chiediamo gentilmente di seguire queste piccole e semplici regole per poter appunto ricevere una domanda, una risposta gratuita. Ovviamente io ho dato come dire, un esempio legato alle questioni sentimentali, ma potete anche chiedere, per esempio, se riuscite a vendere la casa entro l'anno o se entro 3 mesi, faccio un esempio, quasi quasi coincide comunque con entro l'anno, entro 3 mesi trovate lavoro o vi danno una risposta per quel famoso colloquio che avete fatto. Quindi date delle indicazioni e cercate di fare una domanda mirata, molto precisa. Più è precisa la domanda, più è precisa e quindi attendibile la risposta. Questo è importante e noi ci teniamo a esservi di aiuto, quindi se avete dei dubbi, se avete delle cose, noi siamo qui. Se invece è tutta pura curiosità e fate domande generiche, perdiamo tempo a vicenda e soprattutto facciamo perdere magari un'opportunità a una persona invece più intenzionata e meglio intenzionata. Bene, detto questo, vedo che cominciano a essere tante domande, presenti però tante domande. vogliamo dire anche cosa facciamo e partiamo con i sigilli di Mosè. Mentre tu spieghi i sigilli di Mosè, il Marietto va a fare il rito delle zucchine con aglio e cipolle. Benissimo, un rito speciale che porterà a una buona cena. Allora, il Marietto energie buone, non so. Energie buonissime nell'intestino. Allora, quello che Marietto ha messo in sovraimpressione è uno dei sigilli che appartengono alla tradizione di Mosè. Conoscete sicuramente i sigilli salomonici e sono straordinari, appartengono sempre alla tradizione ermetico-cabalistica, appartengono però a un periodo storico più tardivo rispetto ai sigilli di Mosè. Mosè è stato uno dei più grandi cabalisti, maghi e soldati militari che hanno lasciato un testamento, diciamo così, un lascito veramente importante in quello che sono i precetti e gli insegnamenti magici. Del resto molti sanno che Mosè, grazie al bastone che lui aveva, che in realtà non era altro che il veicolo con cui riusciva a condensare, a manifestare dei potenti incanti, delle potenti magie, sottomettendo quindi intelligenze il cui nome era inciso sul bastone. Effettivamente Mosè è riuscito a lasciare un testo e una serie di sigilli straordinari. Ovviamente, essendo partecipe in pieno della tradizione cabalistica ed ermetico-cabalistica, sono comunque sempre rivolte alle schiere e alle intelligenze divine. Che cosa sono le schiere e le intelligenze divine? Qui in sovraimpressione leggete il sigillo dei troni e non sfugge quindi agli esperti di angelologia, ma anche solo agli appassionati, ai curiosi e a tutte le persone che di recente si sono avvicinate al culto degli angeli, che i troni sono una delle schiere angeliche. Quindi qua in sovraimpressione vedete l'esempio di uno dei sigilli, ce ne sono numerosi anche per quelli che appartengono appunto al lascito di Mosè, e una buona parte di questi sigilli si rivolgono per intero a delle schiere angeliche. Quindi c'è il sigillo dei troni, i sigilli delle virtù, il sigillo delle potestà, il sigillo dei principati, il sigillo degli angeli, sigillo degli arcangeli e così via. Quindi ognuno di questi sigilli permette al suo fortunato possessore di comunicare e quindi richiedere direttamente a tutta una schiera angelica quello che sono gli ambiti e le capacità e quindi tutto quello che è gestito da queste schiere. Quindi ci sarà sicuramente quello che poi in termini diciamo astrologici è associato per esempio al pianeta Venere e quindi questo tipo di intelligenze che procurano il ritorno della persona amata, piuttosto nuove amicizie, opportunità lavorative, l'armonia in famiglia, quindi
ogni sigillo permette di comunicare, quindi entrare in contatto con tutta una serie di intelligenze che proprio per il loro livello di coscienza e di appartenenza possono offrire al suo possessore una serie di opzioni e possibilità. Bene, detto questo, ovviamente questo è uno degli esempi. Nel nostro sito www.ilcapitano.altervista.org trovate che è questo, che adesso Marietto mette in sovraimpressione, ecco, e noi siamo sempre qui, ciao, siamo qua dietro. Allora, nel nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, oltre a un numerosissimo quantitativo di materiale gratuito che potete scaricare e seguendo le istruzioni delle varie dispense, quindi di tutti i PDF che trovate sul sito, fin da subito potrete utilizzare le tecnologie contenute nelle dispense. C'è però anche una sezione dedicata ai nostri servizi professionali. Quindi, come vi ho parlato dei sigilli di Mosè, che mi stanno tanto a cuore, ovviamente troverete anche altre risorse, tra cui questo talismano molto importante che appartiene sempre alla tradizione ermetico-cabalistica e che io non mi tolgo mai, ce l'ho sempre, guai, perché offre, effettivamente nasce per proteggere la persona a 360 gradi, questo grazie alla programmazione che abbiamo apportato e che apportiamo in modo da personalizzarla per il possessore, ma anche grazie al fatto che nella raffigurazione del ciondolo compaiono tutte le intelligenze e le schiere angeliche di cui abbiamo parlato prima. Quindi ognuna di queste sferette che vedete nel disegno in sovraimpressione governa e si riferisce appunto alle varie intelligenze, agli angeli. Quindi il fatto solo di possedere in un solo simbolo l'aiuto, la copresenza di tutte queste intelligenze che servono a portare equilibrio e armonia in tutte le direzioni della vita, chiaramente immaginate che contributo abbia già il simbolo in sé, ma il suo pregio, che ovviamente un simbolo del genere, se lo cercate in giro lo trovate anche altrove, il pregio di questo ciondolo è che lo abbiamo lavorato tramite programmazione sia attraverso i circuiti e anche attraverso operazioni radiestesiche, quindi una tecnica combinata di pendolo e circuiti con cui appunto riusciamo a programmare questo ciondolo per proteggere il suo possessore. Ovviamente i livelli di protezione sono tanti e ricoprono anche protezione di natura energetica, quindi la capacità di recupero dai momenti di stress, vedo che sei, ti sto ipnotizzando. Stavo tagliando perché stavo dicendo, oltre a queste bellissime cose, perché se la Hilde fate col pippone, poi dopo sapete benissimo che se ci volete trovare potete... Esatto, per consulti potete comunque contattarci in privato ai nostri numeri tramite Telegram o WhatsApp, così che possiamo organizzare un appuntamento. Vi ricordiamo che un consulto ha una durata di 30 minuti e un costo di 20 euro. Quindi cominciamo a rispondere. No, in più facciamo anche riti propiziatori. Certo, perché fanno parte della tradizione ermetico-cabalistica, quindi alta magia cerimoniale. Bene, detto questo, il pippone vi ho salvato. All'ultimo mi hai fatto un'accelerata. Un'accelerata perché, no, non per altro, ma perché c'è il soffritto che bisogna... Allora, vai di nuovo dai commenti, qua, no, che così scherzando. Vediamo un po'. Va bene, abbiamo tantissime domande. Chi scegliamo? Fai tu che sei la regia. Io mi limito a rispondere. Io ovviamente speriamo. Questa qui perché la prima e cosa dice? Certo, a parte il fatto che la prima che ha messo una domanda, non mi ricordo di averle mai risposto, quindi sappiate che proprio perché è una finestra gratuita diamo possibilità a tutti nel tempo di avere prima o poi almeno una risposta gratuita. Comunque sapete che se volete un consulto sono sempre 20 euro 45, mezz'ora. 30 minuti. Allora, a questo punto vediamo cosa ha scritto. Buonasera, sono da poco iscritta, grazie allora Tina. Annunziata 25 novembre 61, Cosima 12 aprile 65, chiedo quando vendo casa che ci tiene legate.
Grazie, Allora, per ok. capirci, no, spiegami bene me, traducimi. Allora, Allora, loro io ho hanno- capito, queste persone sono comproprietarie di questa casa ed è ancora questo il motivo per cui queste persone sono legate. Risolto questa comproprietà, dimmi se ho capito bene, Tina, anche perché è importante una volta che vi scegliamo che scriviate ci sono, Esatto, perché devi dire se ci sei. i monologhi non mi Esatto, devi dire se piacciono. Ne ci ho già fatto sei uno e poi noi ti lunghissimo. faremo una domanda, cioè voi abitate dentro questa casa e l'avete messa in vendita? Vediamo un po' se risponde. Allora, intanto appunto vediamo Tina, sappi che sei stata scelta, sarebbe un peccato se poi non hai resistito al pippone della Hilde, perché ovviamente questo vuol dire che andremo a rispondere ad un'altra domanda. Ci sei, Tina? Mi pare che Non c'è. No. Andiamo avanti a E allora posto. passiamo a un'altra persona, perché Tina... Però guarda, lei ha fatto altri 2 commenti, quindi mi sembra strano. Ah, ecco. No, l'abbiamo ereditata. Ah, Ok, ecco, bisogna essere perfetto. chiaro nella domanda perché sennò Benissimo. si capisce una mazza. Ok. Allora, loro hanno ereditato casa, non vivono, l'avete messa in vendita? Quindi penso di sì. Quindi loro dice così che mi sto rivedendo i rituali. Ah, ok, va bene, lei ha commentato anche altre cose. Torniamo qui. Comunque hanno ereditato queste 2 persone, evidentemente sono figlie di sorella e fratello e sorella, perché suppongo, o sono semplicemente sorelle, non lo so che tipo di, se sono cugine, sorelle, in ogni caso fa poca differenza, sono comproprietarie di casa e hanno questo ultimo legame, mettiamola così, quindi vediamo un pochino di andare a vedere se effettivamente vendono, perché allora diciamo così, che normalmente una stesa si estende verso i 3-6 mesi, sono sorelle, sì. Allora, generalmente una stesa guarda gli sviluppi dei prossimi mesi, massimo 6, forse quando proprio le cose sono ferme, anche un anno. Però più di là Quindi non quindi se compare questa vendita entro la stesa, ragionevolmente i tempi non sono lunghissimi. È chiaro che se però ci sono altre situazioni o comunque si verificano degli altri fatti, loro ci raccontano insomma quello che succederà nello sviluppo del prossimo periodo. Quindi Tina, tieniti forte, vediamo fra te e tua sorella, quindi se c'è questa vendita. Dopo si sta sciogliendo il pennarello nero nella dentiera. Va bene. Sento dell'amaro in bocca. Allora, guardiamo. Allora, omaggio di preziosi mercante effettivamente parla di opportunità di trovare accordi, commerciare, Sì, quindi in effetti. effettivamente sembra che qualcosa non sia sì, del tutto fermo. Oh. Allora, la situazione effettivamente appare fin dall'inizio complessa, è oggetto di discussioni, gelosie, anche movimenti nascosti, forse anche segreti di strategie, famiglia, vedi chi lo qua, sa. strategie, forze, sforzature. Possono emergere o essere emerse nel tempo situazioni su cui si sorvolava da tempo, ma che inevitabilmente hanno magari rievocato vecchi contrasti, cose del genere. Quindi diciamo che la linea del passato qui non parla di grande accordo, che può essere collegato a questa aspettativa di vendere, quindi di realizzare questo progetto, oppure piuttosto a cose con cui vi trovate a dovervi confrontare. È possibile che per mettere a posto determinate cose anche il dispendio economico non sia piccolo, quindi c'è da capire questi ostacoli, queste divergenze, queste problematiche a che cosa sono agganciate. Potrebbe riguardare magari la messa in regola di alcune documentazioni e che questo magari chieda un contributo economico da parte vostra, oppure che magari è più semplice, nel senso siete perfettamente in disaccordo, chi lo sa. Di fatto si vedono delle difficoltà. Attualmente c'è un cambio di rotta. La situazione sembra vedervi più compatte,
più unite rispetto al passato. Evidentemente a entrambe converrebbe finalizzare questa vendita. Ora, il motivo potrebbe anche essere legato ai rispettivi figli che avete, quindi probabilmente il vendere permetterebbe di realizzare un qualcosa anche per uno dei vostri figli, oppure chiuderebbe questo capitolo. Quindi in questo momento stanno cambiando delle condizioni, a prescindere dalla vostra volontà, eppure sembrano portarvi nella direzione della volontà. Io vedo che nel prossimo periodo, attenzione, qua la carta del viaggio, quindi c'è da capire se effettivamente lo spostamento di cui parlano è di natura fisica e quindi una delle due deve viaggiare per incontrare l'altra, perché magari una delle due non vive nel posto dove c'è la casa, o se questo viaggio è semplicemente l'indicazione di come l'atteggiamento di una delle due cambi andando incontro all'altro. In effetti, fedeltà, riunione, sembra quasi che vi ritroviate. Dicendola tutta, sembra quasi che comunque, mentre si chiudono delle situazioni che magari sono anche quelle che attualmente vi hanno creato dei blocchi o dei diverbi, delle difficoltà, quindi la chiusura di queste situazioni sembra che vi faccia ritrovare. Tuttavia, purtroppo, sarà ancora oggetto di contesa, probabilmente proprio l'eredità. A volte la carta della costanza viene a parlare di una dote, una cosa cospicua, e quindi questo può creare ancora delle ambiguità, potrebbe essere sulla spartizione, potrebbe essere su delle cose che uno ha taciuto all'altra per una propria convenienza. Di fatto ci sarà ancora una lite, quindi nonostante un periodo che è prossimo e che sembra vedervi nuovamente un po' affiatate, di fronte a un'opportunità, un'occasione, ancora ci sarà da discutere. Ci sarà. Il fatto è così, io non la vedo ancora la vendita, sinceramente, non ci sono le carte che normalmente lasciano intendere un accordo che può essere l'imeneo, a volte il sacerdote che riguarda le figure tipo il notaio, quindi cose di natura legale. Qui quello che si vede è che nel prossimo periodo probabilmente cercheranno di mediare due figure in quello che sarà il vostro alterco. Potrebbe essere un marito, potrebbe essere un figlio, di fatto però io qua non vedo ancora. Oppure si muoverà un'opportunità legata a un uomo, magari il padre con un figlio. Comunque ci sono degli sviluppi, ma ancora non vedo la finalizzazione e purtroppo questa situazione porterà ancora dei dispiaceri. Sono d'accordo con quello che... Mi dispiace Tina, purtroppo per ora... Dovrei masticare amaro. Non è imminente, ecco, purtroppo. Anche usare la lente non si vede. No. Mannaggia, mi dispiace. Dai, andiamo al prossimo, via. Passiamo alla prossima. Tutto preciso, infatti. Vedi? Allora, vediamo quello che... un'altra domanda, dimmi tu. Vediamo Marietto, un po', fai tu. guardiamo un po'. Magari sempre qualche persona a cui non abbiamo ancora risposto. Vediamo un po'. Prego Tina. Ok, Tina, bene. Andiamo a vedere la prossima. O il prossimo. Sì, vedi tu, possibilmente qualcuno a cui non abbiamo ancora risposto, così che essendo uno spazio a disposizione per tutti, no, io quella persona la ricordo, in qualche modo, non so perché. Però proviamo... Sì, dai. Vediamo un po'. Voilà, eccoci qua e abbiamo la nostra Roby. Roby, buonasera. Intanto vediamo se Roby c'è, se Roberta Roby, è presente. se ci sei, batti un colpo. Altrimenti passeremo a un'altra domanda, quindi Roberta, se fai sei sapere nostri... se sei ancora collegata. Lasciamogli 2 secondi. Esatto, vediamo il tempo, insomma, tra la risposta delle connessioni. Se ne abbiamo questa. Esatto, altrimenti passiamo a un'altra domanda. No, Roby mi sembra proprio che non c'è. Mi sa che Roberta non ha retto il pippone della Hilde. E vediamo allora Paola. Paola, ci sei? Fatti viva se ci sei subito. Paola che è dal gruppo Facebook, dici se ci sei. Vediamo un po', diamogli 2 secondi, tanto per riprendersi, se no passiamo. Mi raccomando ragazzi.
siate partecipi, siate presenti, cercate di resistere al mio pippone perché verrete premiati. Quindi c'è Vediamo un un po' chi commento, c'è. vediamo chi è. Sì, Paola, benissimo Paola, Paola perfetto. premiata. Quindi procediamo a rispondere alla sua domanda, quindi recuperiamola, andiamola a leggere. Paola. Paola del 9 78, agosto del 78, amore. amore. Ho dovuto chiudere una storia complicata. Questo porterà a un amore sano, equilibrato? No, calma, cioè che lei troverà uno nuovo? Eh sì, certo. Ah, ecco. Vabbè, vediamo che risvolti ha la Dai, sua va scelta bene. di chiudere questo amore complicato per lei. Quindi 9 Io faccio agosto del l'avvocato del 78. diavolo, cioè il tonto, perché sono tonto, e devo Va capire bene le bene. cose. Ok Paola, tieniti forte, anche tu aggrappati alla sedia, vediamo cosa viene fuori. Allora, per Paola. Bene, vediamo un po'. Pensiero amante. Allora, promette molto bene. Scusa, lo giro, è un taglio che comunque annuncia, sì, annuncia dei progetti, annuncia delle intuizioni, un momento comunque che potrebbe anche dire che sei nei pensieri, già nei pensieri di una persona. Occhio l'amante, essendo un fante, a volte annuncia una persona giovane o comunque estremamente intraprendente, quindi qualcuno che magari si farà avanti. Vediamo un po' intanto la stesa. Allora, cerco di metterle in modo che siano visibili. Allora, devo dire che fondamentalmente la stesa non è malissimo, ok? Però ancora quest'amore sano non è proprio dietro l'angolo. Ripeto che le sibille comunque guardano gli sviluppi dei prossimi tempi e non vanno oltre l'anno. Ragionevolmente non mi è mai capitato di fare letture che andassero così lontano nel tempo, salvo che proprio tu non mi stai inchiodata in casa, non esci, non vedi nessuno, nemmeno un corriere che ti viene a portare da mangiare a casa, quindi questo è praticamente impossibile. Però detto così cominciamo a vedere cosa raccontano. Intanto un'amicizia che nel passato ti ha dato l'idea che potesse diventare qualcosa di più. In realtà non è andata oltre un'avventura. Sembra che questa persona si sia rimangiata parecchie cose e forse non era proprio pronta di fronte alla tua disponibilità. Quindi effettivamente, nonostante la confusione e magari anche la tua difficoltà di decidere, si vede che tutto sommato non ti è provenuto chissà che turbamento. Mi sembra una persona comunque estremamente forte e che sa quanto vale. Quindi in questo momento sei in una posizione di vantaggio. Si vede che hai compreso, forse hai imparato qualche lezione e sei capace di attendere o comunque di contare su un investimento a lungo termine. Che significa? Che non hai questa fretta di buttarti fra le braccia della persona sbagliata e quindi si intuiscono delle capacità di resistenza ma anche di autostima. Sì. Lettera prigione, bambino, comunque ci parla di un blocco. Potrebbe essere legato al fatto che se conosci qualcuno in questo periodo, probabilmente la carta della lettera ci dice che potrebbe essere una conoscenza virtuale o qualcosa che là per là non va oltre degli scambi di questo tipo. Quindi quest'inizio, che pur sembra essere nell'aria con qualcuno, quindi anche la possibilità di incontrare e conoscere nuove persone, non sviluppa subito in qualcos'altro. Cosa viene dopo? Quindi nel prossimo periodo, quindi soprattutto in realtà dove è possibile frequentare più persone, potrebbe anche essere un gruppo virtuale, quindi parliamo di un gruppo di persone, tanto può valere questa indicazione per la gente che frequenti, quindi i luoghi, i colleghi, i gruppi di persone tra cui effettivamente potresti conoscere qualcuno o che già frequenti perché sono le tue amicizie, la cerchia delle persone tue. Tra queste però vedi sospiri, messaggero, quindi ci sono dei ritardi, come se anche frequentando, conoscendo delle persone non decolla nulla. Il messaggero però
annuncia una nuova conoscenza. Quindi io non penso che i riferimenti attuali e tutto quello che abbiamo visto per ora possa riguardare questa persona che hai scelto di allontanare dalla tua vita. Quindi sembra che tutto guardi al futuro. Nonostante questo, quello che si capisce è che comunque questa distanza, questa lontananza potrebbe stimolare una nostalgia poi nel tempo. Potrebbe essere che questa persona ti torni a contattare, come potrebbe anche essere che arrivi appunto, come abbiamo detto, una nuova persona. Tuttavia, non escludo che magari capitino entrambe le cose, perché tra i sospiri, la malinconia, la persona nuova o le notizie importanti e il giostrarsi fra due situazioni, quindi più flirt, è possibile quindi che ti troverai in un momento dove più persone interessate a te evidentemente entreranno in contatto con te. Potrebbe essere non un ritorno, ma magari che questa persona riprende comunque i contatti e nel frattempo un'altra persona entra nella tua vita come una nuova conoscenza e quindi magari ti trovi a giostrarti fra più situazioni che ti vedono anche combattuta. Quindi qui c'è probabilmente una determinazione, una scelta che dovrai fare, perché fondamentalmente questa situazione può creare dei malintesi, può creare la necessità di nascondere, di avere dei segreti, quindi può essere qualcosa che non è facile poi da gestire. Cosa succede però? Vedovo, casa, amatrice, amante. Diciamo così, queste situazioni non parlano di un impegno di qualche tipo, quindi nonostante ci sia una volontà, nonostante ci sia magari anche una scelta da compiere, è possibile che nasca poi un rimpianto. Quindi la carta del vedovo ci può dire che a quel punto là potresti rivedere le tue scelte e quello che è accaduto e magari trovarti in un momento in cui non hai realizzato quello che speravi, magari c'è un momento dove ti senti più sola, oppure la sensazione che forse se avessi aspettato di più, se avessi fatto altre scelte, si sarebbe consolidato qualcosa. Tuttavia torna, non è che torna, compare. Quindi un misto di te che guardi indietro e una persona che in qualche modo invece ti corteggia. Quindi o sei tu che decidi di farti avanti con una persona e quindi riconoscendo che questa persona in fondo era più importante di quello che in questo momento pensi, ok? Quindi a quel punto del tempo e dello spazio, tra qualche mese, tornerai a ripensare con un certo sentimento a una persona e quindi sarai tu a cercare di riconquistarla, oppure comunque arriverà un momento in cui qualcuno si farà avanti mentre tu hai ancora gli occhi indietro, quindi guarderai ancora a una persona del passato. Quindi non si vede ancora un amore sano nel Non frattempo. si Non so vede se qualcosa di Marietto, corposo, eh? Marietto, tu la vedi come me, se hai qualche Ma altra cosa da aggiungere io per vedo, Paola. io vedo che secondo me la stesa è proprio così, cioè devi avere ancora Ancora un po' di un po' pazienza. di pazienza, aspettare. Non chiuderti delle porte, impara a conoscere le persone, Cerca a nel sito del prendere... capitano i circuiti per attivare energie positive e per il momento, Comunque sei una donna che ha molto valore e anche esatto, molta capacità perché di... quando esce questa Sibilla sei una donna virtuosa. Esatto. Il problema è che oggi sul mercato ci sono troppi Eh, narcisi. Troppi narcisi? Poche eh. rose, troppi narcisi. Bene, Bene, intanto ringraziamo tutti per aver partecipato questa sera, per aver trascorso il loro tempo in nostra compagnia. Vi sì. ricordiamo l'appuntamento martedì prossimo. Mm. Tenete d'occhio se arriva qualche annuncio prima delle solite 19:30, perché potrebbe essere che Sì, in perché periodi purtroppo dobbiamo magari adattare l'orario. Che dirvi, buon proseguimento, vi aspettiamo in privato se volete più approfondimenti o certo, addirittura un vero e proprio consulto, chiaramente. noi siamo sempre qui, il tappeto rosso.
quando vogliono, c'è per 20 tutti. euro mezz'ora, noi ci siamo e mi raccomando, se non volete spendere 20 euro mezz'ora, noi ci siamo Aspettate martedì prossimo. Un martedì caro prossimo. saluto. Grazie, Alla ciao cari amici, prossima. noi siamo qui Ciao. per voi, ricordatelo. Ciao ciao.